Cosa sta succedendo in questa vallata e qual è lo stato delle cose attuale? Ma purtroppo abbiamo visto come ci sono degli imprenditori, abbiamo visto prima il signor Attilio, che hanno l'azienda completamente distrutta dalle ruspe che da più di un anno lavorano dentro la sua azienda, che si è guadagnato col sudore della fronte, di cui ha sempre pagato le tasse, ma nonostante uno viva in maniera onesta, i disonesti ti entrano in casa. Perché dico disonesti? Perché per legge spetterebbe al signor Attilio l'80% del valore del terreno espropriato e invece non gli è arrivato niente, 0 euro, e invece l'unica cosa che ha avuto è stata l'impresa distrutta. Bene, siamo qua oggi per far rispettare prima di tutto la legge e i diritti delle persone e per ridare dignità a chi dà tanto al territorio e purtroppo viene schiacciato. Eravamo partiti con il Mose e poi con tutto il fallimento del project financing e uno spreco di denaro pubblico. Adesso è la Pedemontana che rientra comunque, sembra anche lei in questo sistema. In Consiglio regionale cosa farete in questo nuovo Consiglio regionale? Ma noi ci opponiamo fortemente a tutte le strutture che vengono costruite in project financing. Vediamo che la Pedemontana Veneta ogni anno aumenta di $500 miliardi. Sembra una cosa incredibile, sembra che per queste cose ci sono sempre soldi e poi invece per i veri bisogni delle persone, pensiamo alla sanità, non ci sono mai. Allora, prima di tutto vanno fermati questi contratti, dopodiché va fermata l'arroganza di cui parlavamo prima, del sistema con cui vengono espropriate le case. Terzo, ultimo, ma non ultimo, deve essere fatta rispettare la legge. Per questo noi in Consiglio subito vorremmo tutte le carte relative alla Pedemontana in modo di sapere dove va ogni singolo euro dei cittadini.